facile parlare in questo momento, però non è neanche facile descrivere Fabio. Lui è tanta roba e lui direbbe massa raguno. L'ho incontrato a inizio anni 90, eravamo due ragazzotti pieni di ideali che non abbiamo mai perso. Volevamo cambiare il mondo e un po' ci siamo riusciti, ma soprattutto il Veneto. È un legame profondo quello che unisce Fabio Gazzabin a Luca Zaia, umano, politico, professionale. Una storia iniziata nella Lega e poi proseguita nelle principali istituzioni, la provincia di Treviso, il primo vero banco di prova. E poi a Roma, che avete presente due come noi a Roma, come l'americano a Parigi. E lì io gli ho detto, guarda, io avevo molta paura, non volevo neanche andarci. Lui non ne aveva di meno di me, però a un certo punto mi ha detto se può fare. Ed è poi, scusate, l'avventura, forse quella più importante, è stata della ragione. In Regione siamo stati insieme 10 anni. Lui infatti mi diceva sempre, siamo una coppia di fatto. Però è giusto che i cittadini, non quelli che sono qui, perché se siete qui c'è un motivo per cui siete qui, ma i veneti, sappiano chi era Fabio. È stata una persona onesta. I veneti e i cittadini devono essere orgogliosi di questo. È lo stesso presidente del Veneto a svelare un retroscena che dà la dimensione dell'uomo e amministratore. Fabio è stato l'uomo del Covid. Io lo trattavo un po' come i riservisti. Quando c'era un problema grosso dovevo chiamare il generale e dirgli guarda, scendi in campo. Lo chiamai, era marzo 2020, neanche 20 giorni all'inizio del Covid. E dice guarda che qua che c'è un casino. Però lui è stato anche quello che ha salvato vite umane. A un certo punto mancavano i respiratori, a dire che qualcuno vada a dire in giro che il Covid non esiste. Noi dovevamo salvare la vita delle persone intubandole nella prima fase. Fabio recupera me respiratori. Era proibito andare a comprare respiratori. Io non so com'è che ha fatto. Ha trovato un tir in Svizzera. Ogni 2 o 3 giorni non sono arrivati i respiratori. Mi a fermare il camion. Ci ha messo 15 giorni per far arrivare il camion, ma i respiratori sono arrivati e sono andati nei nostri ospedali. Se ne va un marito, un papà, un fratello, ma se ne va un'istituzione sociale. Fabio era un leone innamorato del Veneto. Se oggi il Veneto è così, dopo questi anni di nostra amministrazione, il merito anche suo. Grazie.